correre sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da Fè. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, bentrovati all'ultima puntata di Auto da Fè anche per questa settimana, venerdì, e ho il piacere, come tutti i venerdì, anche questo venerdì 14 marzo, di salutare e di poter colloquiare con il professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia dell'Università Bocconi e direi ormai nostro amico di Auto da Fè, di questa rubrica e di questa radio. Intanto grazie professore, grazie a voi. Buongiorno a te. E allora professore, oggi partiamo da una riflessione che tu hai fatto tracciando un paragone abbastanza suggestivo, a qualcuno parrà anche molto forte, tra la Germania di Weimar, cioè la Germania pre-hitleriana, e la situazione attuale del principale paese del mondo, del quale tutti si stanno occupando dopo l'elezione di Trump, ovvero gli Stati Uniti. Il paragone può sembrare molto suggestivo, a qualcuno magari perfino urticante. Cosa trovi di comune nell'articolo? Tu elenchi i punti di contatto tra gli Stati Uniti di oggi e la Germania di Weimar. Quali sono i punti in comune? E prima di questo però vorrei chiederti in via preliminare un tuo giudizio sulle prime mosse della nuova amministrazione Trump sotto il profilo generale, perché naturalmente molti ordini esecutivi sono stati già presi da Trump e già emanati. Dovranno passare anche il vaglio della Corte Costituzionale e delle Corti Costituzionali dei vari Stati. Non discuto di questo, ma il tono generale, diciamo, prima di entrare nel dettaglio, partendo dalle promesse di politica economica generali della campagna elettorale e così un tuo parere preliminarissimo e generale, ma poi entriamo nel dettaglio di questo paragone suggestivo che tu fai tra la Germania di Weimar e gli Stati Uniti. Ma io da tempo scrivo che gli Stati Uniti si trovano in una situazione di fine di una storia, di fine di un periodo. Questo sono anni che lo scrivo, adesso cominciano a scriverlo anche altri. La domanda è perché non l'ha scritto 4-5 anni fa, insomma, no? Quando le cose erano abbastanza evidenti. Allora Trump si ritrova di fronte a un paese, fra virgolette, da rimettere in piedi, no? E quindi un paese con un debito altissimo, con un conflitto sociale molto alto, con una politica estera dominata dai neocon di tipo bellicista, con una cultura woke degli LGBTQ molto invasiva negli Stati Uniti e si trova in una situazione di dovere far fronte a tutti i problemi che non sono stati toccati dalle amministrazioni precedenti, in particolare l'ultima di Biden, nella quale molti nodi sono arrivati al pettine e questo rende gli Stati Uniti un paese estremamente fragile dal punto di vista degli equilibri finanziari, economici e sociali. Quindi questo giustifica l'approccio come quello di Milei con la motosega, insomma, no? Per cui queste politiche lui si trova di fronte alla necessità di ridurre drasticamente il debito. Oggi abbiamo un deficit sul PIL che è il 7,5%, lo deve portare al 3%, abbiamo un debito di di oltre 37 mila miliardi, che è il 13% del debito globale. Ci troviamo di fronte a una situazione di fatto di delocalizzazione di tutta la manifattura americana, quindi ci si trova di fronte a una situazione in cui i consumi interni del paese sono legati a prodotti fatti in altri paesi e di qui i dazi per poter riportare in patria attività produttive che sono state delocalizzate in Cina, in Corea, in Birmania, in Vietnam, in Cambogia, in India. E quindi la posizione di Trump è una posizione molto difficile, è una posizione socialmente molto difficile perché si trova di fronte alla situazione, come noi per il resto non siamo molto diversi, di avere creato una spesa pubblica fuori controllo.
e quindi questo lo porta a chiudere ministeri della pubblica istruzione, a chiudere ministeri per il controllo dei farmaci, a chiudere amministrazioni che si occupano dei parchi nazionali, a licenziare persone della CIA, dell'FBI, di amministrazioni generali, insomma di operazioni estremamente antisociali e di fatto della necessità di ritornare ad avere una politica economica più basata sulla manifattura, che ormai è andata persa. Quindi l'operazione di Trump è un'operazione, fra virgolette, di taglio molto forte, di taglio brutale, e questo ha effetti sui consumi, sull'economia. Non è casuale che cominci a tentennare una borsa la quale in mano alla finanza si è gonfiata, quindi c'è una bolla enorme. Insomma, Bloomberg parla di un oltre il 50% del valore dei titoli azionari, del volume dei valori dei titoli di Wall Street, il 50% sia frutto di una sistematica manipolazione finanziaria. Quello vuol dire che questo può portare a un caduta delle azioni, dei titoli azionari. È interessante guardare le operazioni che ha fatto Warren Buffett, che è considerato l'oracolo di Omaha, il quale di fatto in questi ultimi mesi ha proceduto alla dismissione di gran parte dei titoli azionari che aveva, a partire da Apple, a partire dalla Bank of America. Lui praticamente oggi ha venduto gran parte dei titoli azionari che aveva, portando più di un terzo dei suoi investimenti in ordine di liquidità. Quindi Warren Buffett oggi ha una liquidità di 330 miliardi di dollari, no? Quindi lui si è mosso nell'idea che il mercato sostanzialmente andasse verso una situazione di collasso. No? E quindi questa manovra non è casuale. È lo stesso Dalio, che è l'amministratore delegato di un fondo importante americano, è stato lui a dire: ci troviamo in una situazione di grande difficoltà che ricorda la Germania di Weimar, cosa che io avevo scritto 4 anni fa. Quindi io avevo fatto questo articolo 4 anni fa, in cui avevo paragonato la Germania degli anni 20 della Repubblica di Weimar con la situazione negli Stati Uniti, confrontando i grafici, quindi i grafici che c'erano allora e i grafici che ci sono adesso. Quindi in sostanza numeri alla mano, diciamo così. Numeri alla mano, si trova di fronte a un paese che non è a rischio di recessione, è un paese che è in recessione, sono due cose diverse, per cui alla fine lui sta facendo tutta una serie di manovre per poter riequilibrare. Tu ti trovi di fronte a una situazione come nel nostro paese, in cui tu hai una spesa pubblica che ti mangia le entrate. Quindi noi abbiamo gran parte del debito pubblico in Italia che è stato determinato non da spese per investimenti, ma è stato determinato da spese correnti, e queste spese correnti sono state spese sostenute dai politici per ottenere il consenso. Quindi non sono spese che hanno un ritorno economico, ma sono soltanto delle spese che hanno gonfiato il debito pubblico. Quindi dal punto di vista della manovra, Trump poteva continuare sulla scena un po' di Biden, ma ha dovuto scoperchiare la pentola. Questa è la realtà di fatto. Quindi aprendo la pentola, aprendo il vaso di Pandora, sono venuti fuori tutti i problemi che gli Stati Uniti hanno, insomma, no? E che hanno continuato, secondo me stupidamente, hanno continuato a ignorare, pur nella consapevolezza che, secondo me, convinti, no? Che si potesse andare avanti, quando in realtà
la situazione che loro consideravano ancora una volta unipolare è diventata multipolare, e quindi tu in realtà di fronte non hai dei paesi del terzo mondo, ma c'hai i paesi del BRICS, c'hai la Cina, c'hai l'India, c'hai la Russia, c'hai tutta una serie di paesi, c'hai l'Australia, insomma hai tutta una serie di paesi che sono collegati fra di loro e stanno cercando di trovare una linea comune per procedere a un'operazione di de-dollarizzazione. E qui sta il problema, cioè quando io parlo la Repubblica di Weimar, che cosa è successo? È importante che la gente lo capisca. Facciamo questo. un salto indietro, diciamo, no? La Repubblica di Weimar viene fuori dagli esiti del Trattato di Versailles, dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, che cosa succede? Che di fatto la guerra non è stata persa dalla Germania sul campo, è stata persa perché alla fine, per sfinimento, la Germania non aveva più le risorse per mantenere l'esercito. Insomma, il Trattato di Versailles obbliga la Germania a rimborsare i danni di guerra. Sì, avrebbe dovuto continuare a pagarli fino al 1962. No? E su Keynes, John Maynard Keynes, che fu rappresentante al Congresso di Versailles come rappresentante del tesoro inglese, lui criticò aspramente questa che definì una pace cartaginese, no? Perché la Francia, volendo a tutti i costi esercitare una rivendicazione nei confronti dell'aggressione dei tedeschi, volle imporre alla Germania un peso enorme di restituzione del debito di guerra. Questo debito di guerra, che come ho detto avrebbe dovuto essere chiuso nel 62, cominciò subito nei primi anni a non essere pagato, perché i tedeschi non avevano le risorse né economiche né finanziarie per riparare i danni di guerra. Che cosa successe? Successe che i tedeschi si trovarono nella condizione di dover stampare dei marchi di carta, i Papiermarkt, che non avevano una corrispondente valuta in oro, come era stato sino al 1971 con il Bretton Woods. E a differenza degli americani, che nel 71 avevano la forza per imporre ai vari paesi l'acquisto di dollari, i tedeschi, avendo perso la guerra, non avevano la forza di imporre il marco come valuta di compensazione. Per cui questo che cosa ha portato? A un eccesso di stampa di carta moneta, a una progressiva svalutazione del marco di carta, per cui c'era la gente che andava a comprare il pane con una carriola, il pane costava dei miliardi di marchi, e i dipendenti pubblici si trovavano uno stipendio continuamente modificato che veniva pagato di fatto ogni giorno, perché tale era l'inflazione che non si poteva aspettare 30 giorni. Quindi questo che cosa portò? Portò a un dissesto sociale fortissimo e a un inasprimento delle tensioni sociali, quindi un'iperinflazione pazzesca, perdita di occupazione, perdita di lavoro, impossibilità. La Germania era in gran parte dipendente da provviste dall'estero che non era in grado di pagare con un marco svalutato, per cui alla fine favorì un cambio di regime e portò al 1933, questa che venne definita la Repubblica di Weimar, no? Collassò, la Germania collassò con 8 milioni, 9 milioni di disoccupati, che è una cifra immensa allora, e nel 1933 favorì l'ascesa al potere come cancelliere di Adolf Hitler. Adolf Hitler ebbe la fortuna di trovare sul suo cammino quello che era stato definito il genio della moneta, Hjalmar-Schacht, il quale in 5 anni si ritrovò una Germania spaccata e povera, disoccupata, eccetera, in 5 anni, con delle intuizioni geniali che potrebbero essere occupate anche oggi, rimise in piedi la Germania e in soli 5 anni portò i disoccupati da 8 milioni a 300.000 e contribuì a creare il mito del Terzo Reich. Qui che cosa succede? La stessa cosa, cioè tu hai un paese che si è indebitato per oltre 37 mila miliardi di dollari, d'accordo?
hai un PIL di 27.500 miliardi di dollari e per la prima volta nella storia degli Stati Uniti le spese per interesse sono le spese più elevate nel bilancio degli Stati Uniti, superiori a quelle della difesa, che si fermano a 850 miliardi. Le spese per interessi invece superano i 1.100 miliardi. Qual è il problema che si pone? Il problema è che questa situazione di diciamo allargamento della borsa, no? E l'idea che stampando dollari si potesse continuare indefinitamente, si è creata una situazione in cui la controparte di controparte si sta avviando verso un processo di riduzione del dollaro come moneta di conto nelle transazioni internazionali. È passato oggi a essere meno del 60% delle transazioni internazionali, quando una volta era l'80%. Il problema qual è? Il problema grosso è che sostanzialmente gli Stati Uniti, da una parte, devono ridurre drasticamente, come sta facendo Trump, le spese per la pubblica amministrazione, e quindi sta addirittura vendendo degli immobili che ritengono non siano più necessari per il governo. Stiamo dismettendo degli immobili, hanno lasciato a casa per esempio tutte le guardie forestali dei parchi nazionali, quindi stanno facendo delle operazioni molto importanti. Il problema qual è? Che è sempre stato possibile da parte degli Stati Uniti stampare carta moneta e indebitarsi con i paesi esterni, che di volta in volta sono stati chiamati a comprare dei treasury bond americani. Io emetto obbligazioni e ho della gente che me li compra. Ma il problema oggi qual è? Che molta di questa gente che comprava i treasury bond americani potrebbe non essere più disposta a comprarli nel volume necessario per rendere compatibile l'equilibrio economico-finanziario degli Stati Uniti. In altri termini, gli Stati Uniti finanziano il debito stampando altro debito, ma se non trovano un numero sufficiente di soggetti esterni che comprano il loro debito, il rischio qual è? Che l'offerta di titoli del tesoro sia superiore alla domanda di titoli del tesoro. E come è successo per la Germania, che nessuno voleva i titoli di Stato tedeschi. Noi per esempio al momento abbiamo domanda di titoli di Stato italiani superiori all'offerta, e questo è un fatto positivo. Ma gli Stati Uniti, che stanno portando a galla i difetti di 30 anni di delocalizzazione manifatturiera, eccetera, stanno sostanzialmente stampando carta moneta col rischio che il volume di carta stampata non trovi una combinazione di domanda uguale. Quindi il rischio è che tu ti trovi una parte del debito che tu hai messo sul mercato che non viene finanziata dai sottoscrittori. Allora, l'operazione che Trump sta facendo sostanzialmente, che è quella di dire proviamo a riportare in patria le attività manifatturiere che sono state delocalizzate, imponendo dei dazi. Il problema qual è? Il problema è che questi dazi vengono fatti su beni che sono stati delocalizzati e che devono essere riportati indietro perché sono prodotti fuori e devono essere venduti negli Stati Uniti e in altri paesi. Quindi tu sei costretto a ricomperarli questi beni perché non li produci internamente, non solo, ma non hai degli prodotti alternativi a quelli che stai comprando. Per esempio, se noi ragioniamo in termini di farmaci, il 92% dei farmaci che vengono venduti nelle farmacie americane sono di produzione cinese. E quindi tu sei costretto a comprarli, perché se non ricompri i farmaci cinesi, le farmacie americane chiudono. Come fai? Quindi è evidente che se tu non ricompri le scarpe da tennis, le racchette da tennis, le tute, le magliette e tutto quello che hai fatto fuori, tu non le puoi vendere. E quindi qual è il problema? Che mettendo dei dazi tu puoi favorire, fra virgolette, l'idea di ricostruirli, di riprodurli in patria, ma da qui a dire che si facciano delle fabbriche, quando di fatto le fabbriche non ci sono più, cioè sta addirittura minacciando di chiudere la produzione di automobili. Tu i dazi sul Messico e sul Canada sulle automobili è un problema farli, perché
le automobili poi alla fine vengono assemblate negli Stati Uniti, però tutti i vari pezzi sono fatti un po' in Canada, un po' in Messico, un po' da altre parti, insomma, no? Quindi il problema diventa che i consumatori si trovano a dover avere un dollaro che rischia di svalutarsi in parte, una capacità d'acquisto che si riduce, la middle class che si riduce, un aumento di disoccupati, perché sta lasciando a casa 70.000 persone dalla CIA, non so quante migliaia dall'FBI, ha chiuso le amministrazioni delle guardie forestali, ha chiuso tutta una serie di attività governative sostanzialmente, no? Per cui il rischio è un aumento della disoccupazione, una riduzione della capacità d'acquisto dei consumatori americani e il rischio che l'economia americana cominci a scricchiolare e che quindi il debito che gli Stati Uniti hanno fatto e sostanzialmente grazie al debito che hanno fatto vivono al di sopra delle loro capacità, e può darsi che questo debito progressivamente, a fronte di un rischio maggiore dell'economia americana, possa non essere sottoscritto come è stato fatto sino adesso. Quindi questo è il problema vero, cioè gli Stati Uniti non è che stanno andando in recessione, gli Stati Uniti sono in recessione. Io sono anni che scrivo questo. Ecco, perché... però molti invece raccontano una realtà tutta diversa. Dicono, gli Stati Uniti sono il paese che è cresciuto di più costantemente negli anni e che ancora oggi ha un'economia brillante e florida. Ma il problema è, allora, molta gente scrive delle cose che non sa, d'accordo, o alcuni che scrivono che gli Stati Uniti vanno male, gli dico perché non l'hanno scritto 4 anni fa, insomma, no? È uscito questo libro, adesso i fondi comuni, i fondi americani controllano i vari paesi, ma questo è la finanza non controllata che lo fa, insomma, no? Però il problema vero qual è? Che avendo delocalizzato, questo è importante far capire alle persone, avendo delocalizzato le attività produttive, l'attività manifatturiera, che è per fortuna la nostra arma vincente del paese Italia, è l'attività manifatturiera che crea ricchezza, cioè il fare le merendine, il fare la polenta, il fare gli spaghetti, il fare beni reali, immobili, economia reale, immobili, eccetera, che non ce l'hanno più. Per cui se andiamo a vedere le analisi sull'occupazione americana, gli occupati nel settore manifatturiero sono crollati, mentre sono aumentati gli occupati nel settore terziario, che è quello delle banche, quello del credito, quello dell'assicurazione, quello delle attività finanziarie. Sono aumentati questi. Quindi se andiamo a vedere i grafici, mentre sono crollati gli occupati nel settore manifatturiero, sono aumentati. Però, professore, io potrei anche dire, partendo proprio dal paragone che tu hai fatto e che sostanzia l'articolo di cui stiamo parlando, il tuo articolo, che la Germania di Weimar era una Germania in drammatica situazione, appunto, anche sociale. Sì, quella degli Stati Uniti guerra. forse un po' meno, diciamo, no? Perché non ci sono le carrettate di dollari per andare a comprare 2 panini, non c'è l'iperinflazione della Germania di Weimar, non c'è la miseria assoluta della Germania di Weimar post-bellica. No, certo. Quindi, diciamo, le situazioni sono diverse. Allora, torniamo a bomba. Quali sono allora i reali punti strutturali di contatto? Perché, dato che esistono comunque differenze sostanziali tra quella Germania post prima guerra mondiale e gli Stati Uniti di oggi, ma quello che ti ha suggerito il paragone tra le due realtà di fondo cos'è? È il fatto che sia la Germania che gli Stati Uniti vivono in gran parte sulla carta sul stampata, debito e sulla carta. sul debito e sulla carta stampata. La differenza fondamentale qual è? Che la Germania aveva perso la guerra, sì. Gli Stati Uniti la guerra l'hanno vinta, e non solo l'hanno vinta, ma sono riusciti nel 71, quando è stato cancellato il Gold Exchange Standard, a imporre l'uso del dollaro come moneta di riferimento mondiale, internazionale, certo. pena l'uso delle forze militari. Ora, che cosa sta succedendo? Che questa operazione, che si è ripetuta per 50 anni, cioè dal 71 a oggi, su 50 anni, che cosa è successo? Che nel frattempo sei passata da una posizione di dominanza unipolare a una posizione di dominanza multipolare.
Per cui gli Stati Uniti hanno vinto la guerra e hanno potuto esercitare il potere della guerra grazie alle portaerei. Quando io qualche anno fa dicevo gli Stati Uniti hanno una società che sta saltando, perché se uno va a vedere le ragazze minorenni incinta, se uno va a vedere i ragazzi minorenni obesi, se uno va a vedere i ragazzi minorenni che consumano droga, se va a vedere l'effetto di pendenze penali, noi abbiamo che circa il 60%, un po' di meno, dei ragazzi americani sono inidonei al servizio militare per obesità, per consumo di droga, per precedenti penali. Quindi è chiaro che il processo non avviene mai dalla sera alla mattina, no? Ma nel momento in cui tu non hai più la forza, fra virgolette, militare e politica per imporre il dollaro come strumento di negoziazione, e il problema è che tu rischi di finire in un contesto in cui ti bruci, cioè finisci di autodistruggerti, insomma, no? Quindi il paragone è sino a un certo punto legato al fatto che non puoi vivere di carta stampata. Ora, teniamo presente che anche quest'altro fatto importante, cioè dai dati e dalla statistica emerge che gli Stati Uniti sono il principale possessore di dollari, stiamo parlando di 8.000 tonnellate, d'accordo? Però queste 8.000 tonnellate che sono a Fort Knox è dal 1973 che non vengono più fatte analisi sull'effettiva quantità di oro depositata a Fort Knox, nonostante più volte dei senatori come Rand Paul e altri abbiano cercato di dire fateci sapere qual è la reale consistenza della nostra posizione in oro a Fort Knox. Queste domande non sono mai state evase, per cui sorge anche il dubbio di ma quest'oro ci sarà. Ecco, per tirare le somme della nostra conversazione, perché siamo già verso la fine, io vorrei farti due domande, no? Visto questo quadro che tu hai tracciato. Quanto pesa il condizionamento del debito, che è il punto di congiunzione tra Weimar e gli Stati Uniti di oggi, secondo la tua analisi? Quanto pesa il debito rispetto al proposito tutto trampiano di rilanciare l'economia reale, la manifattura di cui tu parlavi prima? E dall'altra parte, come si fa appunto a rilanciare l'economia reale di un paese in presenza appunto di un debito così grande? Cioè le due questioni sono, no, secondo me, sono legate. Secondo me stai andando un po' in loop. Allora la domanda sarebbe: è possibile riportare in America le fabbriche produzioni che fanno le scarpette da tennis, le magliette, le tute, le realistico. racchette da tennis, eccetera? Però tu potresti farlo, e qui sta il problema. Se tu riuscissi a finanziare delle imprese in cui dici allora le imprese che decidono di fare le scarpette in America, di fare le tute in America, io le finanzio e per i primi 5 anni non le faccio pagare le tasse imposte, no? Quindi tu dovresti sostanzialmente ricorrere ancora una volta al debito e quindi dire signori, io finanzio le imprese che riportano le attività produttive in patria, ti do dei soldi dello Stato per fare la fabbrica, per assumere i dipendenti. Poi ci sono i dipendenti adatti o no? Perché sono anni che quelle produzioni lì non le fai sostanzialmente. Quindi devi ricorrere a degli immigrati perché ci hanno anche un costo i dipendenti, e i dipendenti in Cambogia piuttosto che in Corea, piuttosto che in Vietnam hanno un costo più basso dei dipendenti negli Stati Uniti, e quindi c'è tutto il problema della migrazione. Allora è chiaro che il problema potrebbe essere in parte risolto se lo Stato decidesse, americano, come in Italia, stessa roba. Se dicesse allora io aiuto le imprese artigiane, ipotesi, e finanzio gli artigiani che vogliono avviare nuove attività e per 5 anni non gli faccio pagare le tasse, non gli faccio pagare l'IMU. Allora, però questo che cosa comporta? Comporta un aumento del debito. Ma se tu sei già al limite col debito, come fai? Allora, professore, il problema, siccome secondo me questa è la grande sfida di questo secolo. Allora, dobbiamo concludere. Io faccio una battuta brutale e tu dimmi se sbaglio e correggimi, ma in 20 secondi. Allora, dico, è più facile occuparsi di politica estera, buttiamola sulla politica estera,
importante anche peraltro, no? Putin, la Russia, l'Ucraina, Trump lì sta giocando, diciamo, una partita molto efficace, Certo, perché certo. porterà alla pace di riffe o di raffe. Speriamo. Piuttosto, altro paio di maniche è invece occuparsi dell'economia domestica, e su questo anche l'Italia è molto soft, no? Anche l'Italia parliamo di tutto tranne che di come sta la nostra economia reale. Mm? È così? Un po' così? Giochiamocela Esattamente così. sull'estero Tu hai, la polvere di casa la mettiamo sotto il tappeto. la polvere di casa la mettiamo sotto il tappeto, tu ti trovi in una situazione come gli esami di Confartigianato che ha pubblicato in questi ultimi giorni, ti dimostrano che il settore della meccanica ha perso il 5-6%, il settore delle macchine ha perso il 7%. Ecco, professore, devo essere brutale perché non abbiamo più tempo, però abbiamo capito il concetto. Lo svilupperemo magari questo punto la prossima settimana. Diamo un'occhiata a casa nostra, alla polvere sotto il tappeto. Grazie a Fabrizio Pezzani. Grazie, professore. Speriamo che non ce ne sia troppa. Grazie, professore. Ciao. Un saluto a tutti. Un abbraccio. Avete ascoltato Auto da Fè.